Ecco la situazione meteorologica: un debole flusso di correnti umide e miti dai quadranti meridionali ostacola il fisiologico ritorno a condizioni di stabilità sulla nostra regione con alternanza di schiarite e di nubi. Nel corso del pomeriggio le schiarite più ampie a ponente, in serata possibili rovesci sullo Spezzino in traslazione da est a ovest. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulle coste del genovese centro-occidentale e del savonese in rinforzo serale. Deboli da est e sud-est tra Tigullio e Spezzino. Mare stirato sotto costa mosso al largo e temperature in lieve aumento. Per quanto riguarda i valori minimi sulla costa potrebbero raggiungere anche i 15 o 16 gradi. Per domani, venerdì 19 dicembre, i tecnici della Limet prevedono cieli molto nuvolosi a levante con possibilità di locali piovaschi, specialmente in prima mattinata e nel corso del pomeriggio. Nuvolosità meno serrata sul centro-ponente con schiarite sull'Imperiese. Sui versanti padani in mattinata possibili banchi di nebbia. Venti moderati dai quadranti settentrionali a ponente, raffiche localmente superiori ai 40 km/h in mattinata, deboli dai quadranti meridionali sul centro-levante costiero, mare poco mosso sotto costa, mosso localmente mosso al largo, temperature stazionarie.